storico Hotel Beatrice d'Este rappresenta bene il legame speciale che la famiglia Stocchetti Lombardi ha sempre dimostrato con la città di Este. Fu proprio Giovanni Stocchetti, benefattore emerito della città, che già agli inizi degli anni 60, intravedendo la vocazione turistica di Este, costruì l'hotel-ristorante ai piedi della Torre del Soccorso. 8 mesi fa la chiusura, dopo oltre 30 anni di gestione della famiglia Morello. Oggi è il pronipote Michele Carretta che prende quel testimone con grande entusiasmo, competenza e passione, gestendo direttamente la struttura dopo che la proprietà ha rifiutato un'allettante offerta di acquisto da parte di una holding cinese. Eseguiti parte degli interventi programmati di restyling e manutenzione, l'hotel è ora perfettamente fruibile con 30 camere e 56 posti letto. Una nuova ed emozionante avventura per il 28enne Michele Carretta, che può vantare già una solida esperienza nella ristorazione, soprattutto all'estero, e collaborazioni con chef stellati del calibro di Richard Lemon, Tommaso Arrigoni e Carlo Cracco. Il sindaco Roberta Gallana ha sottolineato il grande esempio vincente di passaggio generazionale, guidato oltre che dalle competenze, da sani valori e amore per un territorio certamente presenti nel DNA degli eredi della famiglia Stocchetti Lombardi.